Anche Agrigento in quarantena, frammenti di immagini che faranno il giro del mondo e che conserveremo nei nostri archivi e soprattutto nella nostra memoria. Un silenzio assordante, quello che volge la città, depredata dai suoi rumori quotidiani tra le strade e le piazze, che fino a qualche settimana fa la caratterizzava. Sembra ancora di sentire le urla dei ragazzi a Piazza Cavour giocare a palla prima della frana e dei turisti vagabondare tra i ristoranti ed i locali della via Atenea. Di turisti nemmeno l'ombra, naturalmente. E non parliamo del dramma economico causato agli operatori di bed and breakfast, ristoratori, albergatori, negozi, artigiani di ogni genere, incalcolabile. Sono le 19 di un giovedì freddo e desolante, ma sembrano le 4 del mattino, nessuno si siede su quelle panchine davanti alla prefettura e nessuno è seduto ai bar all'ingresso di Porta di Ponte. Silenzio assordante, nessuno in via Atenea e nessuno scende dalla scalinata di Madonna degli Angeli. La statua di Niccolò Gallo davanti il bar Milano sembra domandarsi: ma dove sono finiti tutti? Vediamo solo pattuglie di forze dell'ordine che presidiano il territorio, che ringraziamo sempre insieme a medici, infermieri, farmacisti e volontari, e poi ancora supermercati, botteghe rimaste aperte. Fra poco il consueto appuntamento in videoconferenza tra la prefettura di Agrigento e la stampa per l'aggiornamento del bollettino. Il dato fornito dalla prefettura considera 7 casi ad Agrigento, mentre sono complessivamente 52 in provincia di Agrigento. Questa e la successiva sono le 2 settimane cruciali nelle quali si capirà meglio la situazione. L'invito rimane sempre lo stesso: restate a casa, ce la faremo.